o sindromo pedimaniok. Salute ai domande nanta o sindrome pedimaniok. E io sciuccotti rispondiamo subito. O sindrome pedimaniok bene da un cisco che dà piccoli rigioli rossi sotto ai bei, nanta le mani e in giro a bocca. E spesso nanta le gule. Ti domandi come perché? Temo da spiegare. O più spesso o sindrome pedimaniok bene da sto cisco qui. Tocca sopra tutti i zidelli ed è contagioso assai. Si può pia facile da qualche siaghilla, si biata in asaliva di una persona malata, invece... E si dice anche così, e non ta ciò che la docca sa persona. Poco un po' assai in due lo si spone. Così scusi infetta, entrando per un naso per la bocca. Si moltiplica in una gola, poi in un sistema digestivo e dopo in una nostra belle. E per questo che in più di rigiolucci si può tussare, avere un naso che sgotta e avere avreba. Di regola guariremo da soli a capo di una settimana. Ma mangiando i rigiolucci buono va male. Tanto è meglio a mangiare di più roba e alla de molle. Cagliati, papina e ghiacci. E ciole a bere acqua. Per non da usisco altre persone, ci ho la lavazione le mani dopo essere andati in cabinetto. Ecco, a capisci meglio che è o sindrome pedimaniok.